Un consiglio regionale dell'economia per progettare insieme alla politica il Veneto del domani. È una delle proposte della CIS del Veneto, la nuova amministrazione che sarà eletta alla guida della regione. 10 punti avanzati dalla forza sindacale che confluiscono tutti nella linea del decidere insieme per fronteggiare esigenze che cambiano dalla mancanza di lavoratori all'invecchiamento della popolazione al tema casa e servizi, oltre all'aumento dell'attrattività e produttività del territorio. Pensare ad un politecnico regionale per i giovani, riconoscere economicamente la figura del caregiver per chi assiste i familiari, incrementare il sostegno per RSA e domiciliarità e poi migliorare gli stipendi. Sembra un libro dei sogni per una regione per la quale è stato votato l'esercizio provvisorio. Non un libro dei sogni, ma una piattaforma programmatica per i prossimi 5 anni. Quello che noi davvero chiediamo alle forze politiche di prendere in considerazione le nostre proposte e li sfidiamo sul terreno della realizzazione, perché se oggi il Veneto è una regione che ha un'attrattività ridotta rispetto a quella che aveva anni fa, una produttività che scende e che non recupera la competitività, forse qualche domanda sul perché è successo questo qualcuno se la dovrebbe porre. Noi però, siccome siamo persone che vogliono costruire e non distruggere, pensiamo che le proposte che avanziamo alle forze politiche siano proprio proposte che vanno nella direzione di dare una prospettiva di sviluppo al Veneto, perché il Veneto ha ancora molto da dire e molto da dare. Però si parte con un esercizio provvisorio, la sua opinione, e sarà inevitabile a questo punto l'introduzione dell'addizionale IRPEF? Quello che ci è stato evocato sì, che probabilmente dovranno applicare l'addizionale IRPEF. Quello che noi chiediamo è che non si mettano le mani in tasca ai lavoratori, soprattutto in una fase in cui la perdita del potere d'acquisto è sempre più significativa, peraltro con una manovra finanziaria che annuncia una riduzione dell'aliquota IRPEF fino a 50.000 euro. Quindi chiediamo alle forze politiche di ragionare attentamente prima di decidere di applicare l'addizionale IRPEF, di andare a prendere le risorse da qualche altra parte, ma non di tagliare i servizi sociosanitari. È evidente che se dovesse esserci l'introduzione dell'addizionale IRPEF ne prenderemo atto, ma ai veneti noi diciamo ai nostri lavoratori, ai nostri iscritti, alle pensionati di valutare attentamente sul perché è successo questo, soprattutto perché si arriva così con il fiato corto a elezioni quasi alla fine dell'anno che inevitabilmente portano all'esercizio provvisorio.